Sportivi siciliani, ben ritrovati con il consueto appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento che parla solo ed esclusivamente del calcio dilettantistico, dalla Serie D, l'interregionale, sino alla seconda categoria. Un saluto naturalmente anche alla nostra splendida Lorena Finocchiaro. Buona domenica, ciao Ettore, ti vedo in perfetta forma. In perfetta forma, dopo l'operazione sì, siamo in perfetta forma e siamo molto contenti perché siamo ritornati a pieno regime. Assolutamente sì. Impostazione internet, per raccogliere subito anche le vostre email, abbiamo Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo, ben Buonasera trovato. a te, buonasera a tutti i telespettatori. Diamo subito i riferimenti: la nostra pagina Facebook è Programma Penalty, il nostro sito web è www.programmapenalty.it e c'è anche il nostro indirizzo di posta elettronica che è info@programmapenalty.it. Come al solito con Carmelo parleremo subito tra qualche istante del campionato di interregionale, poi anche naturalmente del campionato di eccellenza con i suoi due gironi, girone A e girone B. Però prima di andare subito a parlare di numeri e anche di commentare chiaramente i risultati, devo presentare i nostri primi due ospiti della puntata odierna, ovvero Fabio Tasinato, portiere dell'Aci Sant'Antonio. Buonasera. Parliamo del campionato di eccellenza. È andata bene questa settimana? Buonasera a Complimenti. tutti, sì, abbiamo vinto 3-1 a Gela, un risultato positivo. Infatti, accanto a Fabio Tasinato un allenatore momentaneamente senza panchina, però dico bene senza panchina perché come al solito, il Carmelo qui lo può anche confermare, quando si viene ospiti a penalty dopo neanche 2 settimane si trova a squadra, quindi da un momento all'altro potresti anche eventualmente trovare la nuova compagine da guidare. Parliamo di Antonio Campanella. Ciao Antonio, ben ritrovato. Abbiamo una prima pausa, se non sbaglio. Adesso guardiamo il primo sponsor di penalty, ci vediamo tra pochissimo. Subito con i risultati e la classifica del campionato interregionale. A Messina, Ragusa 1-0. A Paternò, comprensorio Normanno, comprensorio Montalto 0-1. A Vallo della Lucania, Gelbison, Agropoli 1-0. A Licata, Nissa 2-0. A Cosenza batte Savoia 4-2. A Palazzolo Acreide, Palazzolo, Città di Messina 1-1. A Cava dei Tirreni, Cavese, Acireale 1-1. Alla Mezzia Terme, San Biase batte Noto 2-1. E a Vibo Valencia, Vibonese batte Ribera 2-0. Sia il Messina che il Cosenza vincono e quindi automaticamente continuano a rimanere in vetta nel campionato di interregionale. Prima in classifica troviamo Messina e Cosenza con 35 punti, segue Gelbison 34, comprensorio Montalto 29 punti, comprensorio Normanno 25, Ribera, Città di Messina e Vibonese 24 punti, Licata e Savoia 23, Ragusa 22 punti, San Biase 19, Agropoli e Cavese 17 punti, Palazzolo 13, Acireale 11, Nissa 7 punti, ultima in classifica ancora Noto con 6 punti. Ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti. Anche per quanto riguarda il campionato di interregionale diamo anche il tabellino della prossima giornata, la prossima sarà la 17ª giornata e si giocherà Acireale Licata, Agropoli San Biase, Città di Messina Vibonese, comprensorio Montalto Palazzolo, Nissa Messina, Noto Cavese e Ragusa Cosenza. A questo punto che c'è da dire? Che la Ciriale è andata a giocare a Cava, mentre invece si diceva che probabilmente non era esclusa una sua rinuncia. Il Messina continua a vincere e soprattutto il Cosenza tiene il passo. Carmelo. Partiamo dalla difficile situazione delle due catanesi. Il Paternò rimane in zona playoff, ma oggi ha sciupato veramente un'occasione importante, perdendo in casa al Falcone Borsellino con il comprensorio Montalto. Allo scadere del primo tempo un gol di Sifonetti ha regalato il successo ai silani. Invece ha realizzato un vero e proprio mezzo miracolo, anzi un vero e proprio miracolo. Un vero e proprio miracolo. Perché andare a pareggiare a Cava dei Tirreni era veramente impossibile. Non era facile. Ieri per tutto
tutta la giornata di ieri è stata una giornata di grande fibrillazione ad Acireale, perché stava rincorrendosi la notizia che addirittura la squadra neanche potesse partire per carenze economiche. Tra l'altro andava a sfidare, ironia della sorte, Ettore, un avversario che invece i problemi societari in settimana li ha risolti, perché la Cavese ha un nuovo presidente, ha un nuovo assetto societario che consentirà alla formazione campana quantomeno di concludere questo campionato e magari programmare i prossimi. Era importante comunque non perdere, perché poi dopo sarebbero anche scattati i punti di penalizzazione, quindi il recupero in classifica sarebbe stato più difficile. Non solo, ma tra l'altro le cronache, da quello che abbiamo letto, la Acireale ha veramente giocato un'ottima partita, ha centrato questo pareggio grazie alla rete del giovane Maesano, giovane attaccante Maesano, che Marra ha inserito nel secondo tempo, e tra l'altro se la Acireale avesse fatto il colpaccio a Cava nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Adesso però domani sarà la giornata decisiva per il sodalizio Granata, deve arrivare anche una minima liquidità per pagare parzialmente gli stipendi di ottobre, altrimenti è probabile un rompete le righe. E per quanto riguarda la testa, e poi così sentiamo anche il parere dei nostri ospiti, io credo che questo Messina e questo Cosenza insomma saranno veramente le due squadre che su tutte probabilmente lotteranno per il vertice, quindi non è escluso che per parecchie settimane questo duello possa ancora durare in questo girone. Intanto continuano a camminare a braccetto, va detto che hanno sofferto entrambe. Il Messina ha faticato oggi molto al San Filippo per avere ragione del Ragusa di Beppe Anastasi, solamente una bellissima segnatura di Giorgio Corona ha regalato i 3 punti alla squadra di Catalano che peraltro aveva molto rimescolato le carte rispetto alla settimana scorsa, ha fatto esordire Savonarola, ha cambiato 5 o 6 undicesimi rispetto alla squadra delle ultime settimane. Anche il Cosenza ha sofferto molto per avere ragione del Savoia al San Vito, e però alla fine anche la formazione silana di mister Gagliardi oggi ha dato una bella prova di forza. Sicuramente sono le due contendenti per il salto in seconda divisione. Il Paternò perde in casa, il Licata vince invece in casa, a dimostrazione insomma che i risultati delle siciliane sono abbastanza altalenanti. Sì, il Licata oggi ha ottenuto un successo importante in casa con la Nissa e continua la formazione di Romano, la sua rincorsa ai playoff. Invece interrompe la sua bella striscia di risultati il Ribera, che ha perso 2-0 a Vibo Valenza. In questo momento Licata e Ribera forse sono tra le siciliane che stanno meglio, se non le siciliane che stanno meglio. È vero, è vero. Sentiamo un po' il parere dei nostri ospiti. Allora, Fabio Tasinato, insomma, presenze importanti in interregionale con il vecchio Adrano, che poi dopo è stato insomma disintegrato, poi insomma è stato ricostruito. C'è una gran confusione, diciamolo pure, perché l'equilibrio da parte delle società è sempre abbastanza velleitario, precario. Come vedi questo girone, come vedi questo andamento della squadra messinese al vertice? Ma io penso innanzitutto che a soffrire sia il calcio in tutti i suoi profili, tranne chiaramente la Serie A. Vediamo come a tutti i livelli, specialmente nel calcio dilettantistico, ci sia una crisi pesante societaria, diciamo anche di capacità di reggere comunque la competizione in qualsiasi campionato si competa, tranne alcune realtà come in questo caso il Messina, che invece hanno tutti gli strumenti per poter puntare sia al salto di categoria sia a esprimere un buon calcio, a rappresentare degnamente anche la compagine siciliana in interregionale. Anche se si sta comportando bene questo comprensorio Montalto, anche la Normanno, che sarebbe il vecchio Paternò per intenderci, no? Sì, anche il Cosenza, la sappiamo, è squadra di vertice assoluto in Serie D. Come la Gelbison sta facendo un ottimo risultato, anche se io però sono comunque convinto che il Messina abbia qualche carta in più, quando non si sblocca il risultato ci pensa Corona a inventare qualcosa. Sei d'accordo su questo che dice Fabio? Io credo che il Messina soprattutto con l'acquisto di Savonarola è un ragazzo che stimo infatti molto. Abbiamo Carmelo che ogni volta lo sponsorizza Savonarola. Secondo me è uno che fa la quest'anno è stato l'anno della sua consacrazione, perché lui da anni è una presenza stabile in Serie D. Diciamo che ha lottato sempre con squadre per non retrocedere. Sì. Quest'anno per esempio
lui ha giocato in tutte le squadre, bene o male, del catanese, che hanno militato in Serie D, dal Castiglione alla Cicatena, alla Tutte Cireale, squadre... adesso al Paternò, adesso ha trovato la sua consacrazione. Io però, Ettore, per completare il ragionamento, io penso che oggi il Paternò abbia sciupato veramente una grande occasione. Sì, se avesse vinto oggi si sarebbe Poteva trovato fare il davanti al grande Montalto e praticamente a ridosso delle tre di testa. Diciamo che sin qui comunque il campionato è Stiamo parlando di una squadra che è accettabile. quinta e in classifica, però sono delle occasioni che ti possono consentire di fare un salto di qualità. Quando le perdi, chiaramente, volente o nolente, esci ridimensionato. Per chiudere questa parentesi del campionato interregionale volevo fare l'ultima domanda ad Antonio. Invece, per quanto riguarda la zona per non retrocedere, le squadre siciliane sono tantissime. Abbiamo il Noto, abbiamo la Nissa, la Ciriale, il Palazzolo. E come diceva prima Tasinato, purtroppo i problemi economici sono molto grossi in Sicilia. E quindi Già nel calcio professionisti, alla Serie A in giù, siamo messi proprio male. siamo messi proprio male. Qui Figurati in Sicilia. Infatti, ma soprattutto allestire già una squadra diventa già difficile, molto difficile. È molto difficile. Benissimo, allora a questo punto ci dobbiamo fermare perché se non sbaglio abbiamo la prima pubblicità. pausa. Torniamo tra pochissimo. Penalty la domenica in diretta su Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19, la replica dopo le 23 e la replica anche domani mattina alle 8:30 e poi naturalmente anche nel corso della giornata del lunedì in tantissime televisioni siciliane, in modo che così un po' tutti possono conoscere quelle che sono le vere realtà del calcio dilettantistico. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone A. Ad Agrigento, Akragas, Leonfortese 5-0. Ad Alcamo, Riviera Marmi 2-2. A Casteltermini, Atletico Campofranco batte Raffadali 2-1. A Castelvetrano, Folgoresse Linunte, San Giovanni Gemini 1-1. A Cammarata, Camarat Mazzara 2-0. A Monreale Valderice 0-0. A San Cataldo, San Cataldese batte Parmonval 1-0 e a Marsala Bagheria 1-0. Ennesima vittoria della squadra di Rigoli che continua come al solito a comandare alla grande questo girone A del campionato di eccellenza. Prima in classifica Akragas con 40 punti, segue Atletico Campofranco 32, San Giovanni Gemini 31 punti, Riviera Marmi 28, Raffadali 27 punti, Camarat 25, Leonfortese 21 punti, Parmoval e Alcamo 20, Mazzara 16 punti, Bagheria e San Cataldese 14, Folgoresse Linunte 13, Valderice 12 punti, Monreale 11, ultima in classifica Marsala con 4 punti. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione e Akragas e San Giovanni Gemini una partita in meno. Anche per il campionato di eccellenza il tabellino della prossima giornata sarà la 16ª, si giocherà praticamente, poi si osserveranno le giuste e doverose pause natalizie. Si giocherà appunto giorno 23 e queste le partite: Alcamo Bagheria, Folgore Selinunte, Camarat, San Giovanni Gemini Leonfortese, Atletico Campofranco Mazzara, Marsala Parmonval, San Cataldese Raffadali ed infine si chiuderà con Monreale Riviera Marmi. Carmelo, il commento diventa quasi un po' superfluo per questo girone A che ancora una volta vede la squadra agrigentina comandare in maniera perentoria, tra l'altro vincendo una partita che probabilmente sulla carta poteva essere abbastanza impegnativa contro la Leonfortese. Assolutamente sì. Oggi ha vinto bene l'Akragas e ha vinto bene contro un avversario sgorbutico qual è la Leonfortese di Gaetano Mirto. Arena show, tripletta, una partita strepitosa del fantasista agrigentino ex Ragusa, così come Rigoli. Va sottolineato il fatto che se l'Akragas dovesse vincere il recupero con il San Giovanni Gemini andrebbe a più 11 sul Campofranco, che oggi ha superato 2-1 il Raffadali. Prova a tenere il passo, ma c'è ben poco. Che cosa tenere il passo?
Il punto sul girone A io lo vorrei chiudere segnalando la prima vittoria del Marsala in campionato, che oggi al Municipale ha battuto 1-0 il Bagheria, quindi si sta cercando di salvare il salvabile. Speriamo, la prima vittoria. la tradizione del Marsala non è di poco conto, quindi mi sembra strano questo passo strano della Teoricamente società. per agguantare almeno i play-out dovrebbe recuperare 8 punti al Valderice. È difficile ma non impossibile. Non impossibile. Bene, e una battuta subito anche con i nostri ospiti su questo girone A. Io dico sempre, cos'è il girone di Ricoli personale, cioè ormai praticamente è imbattibile. Per esempio, anche l'anno scorso ha avuto un calo incredibile. Sì, Torniamo sempre allo stesso discorso. i soldi sono fondamentali, ora- la stabilità economica di una società Ora il diventa mercato di assolutamente gennaio importante. vedremo se faranno qualche acquisto per riprendersi un po'. Ma Sì, è Fabio? un campionato che diciamo, ha già un esito scritto per Scontato, quanto direi. riguarda la vittoria. È chiaro che poi gli altri fanno un campionato a parte rispetto all'Acagas che ha allestito una corazzata. È un discorso diverso per l'altro girone che invece è molto tra più poco parleremo del equilibrato, girone B, un po' più interessante. indubbiamente, anche perché insomma, voi della C Sant'Antonio ne siete anche protagonisti. Girone B del campionato di eccellenza, risultati e classifica di questa 15ª giornata. A Gela, Atletico Gela, AC Sant'Antonio 1-3. A Villafranca Tirrena, Atletico Villafranca Modica 0-1. A Vittoria, Vittoria batte San Gregorio 2-1. A Piraino, Due Torri Mazzarrà 0-0. A Mister Bianco batte Comiso 1-0. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Igea Orlandina 1-2. Ad Avola, Real Avola, Taormina 3-1 e a Brolo, Tiger Rosolini 1-0. L'Orlandina vince fuori casa e balza in testa in questo girone B del campionato di eccellenza. Prima in classifica troviamo Orlandina con 31 punti, segue Nuova Igea 28, Due Torri e Modica 27 punti, Mazzarrà e AC Sant'Antonio 25, Vittoria 24 punti, Tiger e Mister Bianco 22, Taormina 19 punti, San Gregorio 18, Real Avola 17 punti, Comiso, Rosolini e Atletico Villafranca 10, ultima in classifica ancora Gela con 9 punti, Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. Prossimo turno si giocherà anche in questa occasione il 23 di dicembre e queste le partite: Nuova Igea AC Sant'Antonio, Atletico Villafranca Atletico Gela, Vittoria Rosolini, Real Avola Comiso, Modica Mazzarrà, Mister Bianco Orlandina, Due Torri San Gregorio ed infine Tiger contro Taormina. Allora, abbiamo un esponente del girone B del campionato di eccellenza, però io prima il commento lo voglio sentire anche dal nostro opinionista appunto sul campionato di eccellenza, Carmelo. Allora, oggi c'erano tutti i riflettori, erano puntati sul Dal Contres di Barcellona Pozzo di Gotto con lo scontro diretto tra Nuova Igea e Orlandina. Ha vinto l'Orlandina, ha vinto bene, dominando per un'ora gli avversari, era andato sul 2-0, poi la Nuova Igea ha accorciato le distanze, ma comunque l'Orlandina conquista 3 punti importantissimi. Invece il derby fra Due Torri e Mazzarà è terminato sullo 0-0, in un turno estremamente favorevole alle due squadre catanesi, con la C Sant'Antonio, e adesso ne parleremo con Fabio, che va ad espugnare il Vincenzo Presti di Gela per 3-1, vittoria sofferta ma importante anche per il Mister Bianco, che ha battuto 1-0 in casa il Comiso. Invece trasferta sfortunata, perché è stato sfortunato il San Gregorio, a Vittoria ha perso 2-1. Avesse ottenuto un pari il San Gregorio in terra eblea, nessuno avrebbe potuto dire niente. Questo AC Sant'Antonio nella zona alta della classifica non dico che ci sorprende, intanto ci fa piacere, però ci sorprende dal fatto che comunque forse non erano questi gli obiettivi iniziali della società, o quantomeno erano quelli di salvare la categoria, di fare un campionato tranquillo, ma adesso siete lì, siete in una zona importante e pesante, per cui non penso che insomma vi tirerete indietro. L'obiettivo rimane sempre la salvezza, rimane sempre comunque appunto salvare la categoria e fare un campionato diciamo il più possibile tranquillo, come si dice in questi casi. Tutto quanto poi in più riusciamo a fare è di guadagnato, insomma. Noi eravamo consapevoli della nostra forza, anche perché è un gruppo vincente dallo scorso anno, è un gruppo ha vinto un campionato di promozione in maniera straordinaria.
che ha vinto già 2 campionati, diciamo, di promozione, ora si è affacciato tutto assieme, diciamo, per la prima volta in eccellenza. È un gruppo compatto che, diciamo, con qualche aggiunta o qualche nuovo innesto si è dimostrato per il momento in grado di reggere la categoria. Così come la società, che si è dimostrata una società solida, una società precisa, puntuale. Abbiamo avuto Mister Ricca qui che era contento, no, di poter lavorare con un bel gruppo, con una società. È un ambiente sereno che in questi campionati già non è poco, è forse l'ingrediente principale per fare delle stagioni ad alto livello. E noi di questo, diciamo, siamo molto contenti, anche perché lavoriamo costantemente affinché poi i risultati possano venire in campo. È vero, è vero, è vero. Tra l'altro, Fabio, nelle ultime 2 settimane avete un po' invertito marcia, nel senso che voi avete costruito questo straordinario campionato, perché è un campionato straordinario, che state facendo, lo avete costruito soprattutto in casa. Nelle ultime 2 settimane invece avete pareggiato al Comunale 0-0 con il Villafranca, partita ampiamente alla portata, però ieri siete andati a vincere a Gela 3-1, quindi magari con qualche punto un po' più in trasferta, in chiave playoff ci siete anche voi. Ma questo dei punti in trasferta finalmente ne abbiamo presi 3, è la prima vittoria, l'ultima di campionato, dell'ultima del girone d'andata. Sì, è vero, è stato un pochino, se così si può definire, un neo nella nostra stagione, che altrimenti sarebbe stata da vertice, non da playoff. Certo. Parlavamo di questo con qualcuno, con qualche diciamo, esperto, che qualche punto in più fuori casa ci avrebbe consentito di essere in testa. Io credo che comunque la punti politica, alla portata, la politica dei piccoli passi però alla fine no, premierà. assolutamente, infatti così, la risposta è sempre la stessa, che noi il giro di ritorno, quindi non dobbiamo c'è problema. salvarci. No, io volevo anche sapere una cosa importante da Fabio sul fatto che comunque l'amministrazione vi dà anche un supporto non di poco conto, avete una struttura bellissima che per l'eccellenza non è di poco conto, ecco. Innanzitutto sì, il contributo dell'amministrazione c'è in termini di presenza e di visibilità, siamo molto spesso in contatto con i vertici dell'amministrazione comunale, che comunque dimostrano di tenere alla squadra, così come mi preme sottolineare la presenza dei tifosi, che sono una nota importantissima in questo nostro campionato di promozione. È vero. Che colorano sono ogni tifosi domenica, sono tifosi di Sant'Antonio, che ogni domenica in casa ci hanno una grande mano. Tra l'altro, Fabio, presenza numerica importante. Si è verificato anche un altro fenomeno particolare, perché tra le piazze del comprensorio acese storicamente Aci Sant'Antonio è stata sempre quella meno calda rispetto alla stessa Cireale, ad Aci Catena. Quest'anno invece, insomma, la media è addirittura 100-150 partite, quindi anche l'entusiasmo di un gruppo compatto con tanti acesi del territorio ha creato anche un bel movimento, un entusiasmo che forse ad Aci Sant'Antonio mancava da più di 10 anni, dai tempi dell'interregionale. Sì, lo constatiamo e ne siamo contenti, anche perché un nucleo non indifferente di tifosi ci segue anche in trasferta, e questo ci fa ancora più piacere. Va bene. Siamo contenti di costruire questa stagione di eccellenza assieme a loro e di dargli più soddisfazioni possibili. Sentiamo anche il parere di un tecnico alla finestra in questo momento, no? Antonio Campanella. Io ho seguito poco questo girone, ho visto solo il Mister Bianco, che era partito bene, poi si era un po' perso, adesso hanno risettato tutto e Coppa sta facendo miracoli, secondo me dei miracoli. Hai detto bene. Non so ora adesso che mercato faranno, perché secondo me con 2 o 3 acquisti potrebbero puntare. Una panchina in eccellenza ti piacerebbe? Aspettiamo, vediamo se porta anche fortuna perché qua. insomma, diciamolo pure, Antonio ha un po' di campionati li ha vinti col Mascolocia, l'ha portato sino alla promozione, quindi credo che comunque le soddisfazioni ci sono state dal punto di vista tuo tecnico. Ho appena iniziato, 2 anni, 2 campionati vinti. Va bene così. E poi, come ha detto sempre, penalty porta fortuna, e quindi non è escluso che tra qualche settimana possa arrivare la panchina, perché, e questo me lo confermate voi che siete anche addetti ai lavori, diciamolo pure, sarei il primo a saperlo. A dicembre molte squadre insomma rimescolano le carte, no? Tra allenatori e calciatori. Fabio? Sì. Io faccio i miei migliori in bocca al lupo ad Antonio e speriamo veramente che porti bene e che si possa riprendere a lavorare. Benissimo. Io sono
contento di stare da Giordano. Infatti. Benissimo, abbiamo chiuso quindi anche la parentesi del campionato di eccellenza. Colgo l'occasione per salutare e ringraziare come al solito Carmelo Puglisi, attentissimo a queste due categorie assolutamente importanti del calcio dilettantistico. Dimmi. Grazie a te, no, anch'io volevo salutare. Anch'io volevo salutare e augurarvi un buon proseguimento e una E ti buona stai domenica. preparando per la puntata della settimana prossima, che è una puntata molto natalizia. E ormai siamo in clima, il clima natalizio si fa sentire. Riusciremo mai a metterti il cappello di Babbo Natale? Ma è estremamente improbabile. Non credo. Cominciamo una lunga settimana di trattative. Una lunga settimana di trattative può darsi che ci porterà a mettere Può il cappello darsi, di dai. Babbo Natale Mai dire mai. al nostro Carmelo Puglisi, mentre invece tu sarai già pronta invece per cosa? Possiamo anticiparlo, per il solito ennesimo balletto finale insieme a Giada per quanto Per la riguarda sigla, Natale. sì, per la sigla natalizia di sempre una cosa Penalty. particolare che facciamo noi di Penalty. sì. Bene, per adesso allora noi Ci ci salutiamo. salutiamo, ci vediamo domenica prossima e vi lascio con Giada. Perfetto, ci fermiamo perché abbiamo la pubblicità e tra pochissimo parleremo del campionato di promozione. La trasmissione Penalty in diretta su Sesta Rete la domenica, Sesta Rete di Catania a partire dalle ore 19. Abbiamo adesso la nostra nuova penaltina dopo Lorena, arriva Giada. Ciao Giada. Buona domenica a te, buona domenica a tutti voi. Spero che stanno facendo già i regalini di Natale. Sì, probabilmente sì, sicuramente, anzi anche noi ci organizzeremo. Ci sicuramente. mancherebbe. In postazione internet ci ha raggiunto adesso il nostro Alessio Di Mauro, perché tra poco parleremo anche del campionato di promozione. Ciao Alessio. Ciao Ettore. Ben trovato. Come stai? Tutto a tutto posto? bene. Bene. È successo qualcosa di importante nel campionato di promozione? Oggi l'Atletico ha pareggiato 1-1. Parliamo del girone D. Sì, del girone D. L'Atletico Catania è stato agganciato dallo Scicli. Comunque andiamo a leggere i risultati, magari capiremo meglio. Perfetto, vogliamo ricordare anche velocissimamente come al solito gli indirizzi mail per mettersi in contatto con noi di Penalty? Sì, potete contattarci tramite email a info@programmapenalty.it oppure collegandovi al sito www.programmapenalty.it e cliccando sulla sezione muro previa registrazione e poi tramite Facebook digitando Programma Penalty potete interagire con noi con il social network. Perfetto, nella postazione ospiti adesso ci ha raggiunto un ospite importante perché avremmo voluto averlo nella prima mezz'ora, però giustamente il traffico cittadino natalizio lo ha costretto a spostare il suo ingresso qui all'interno della nostra trasmissione, però siamo ben contenti di ospitarlo perché così anche seppur in maniera marginale parleremo di nuovo del campionato di interregionale perché abbiamo il team manager e l'avvocato Salvatore Calì. Buonasera. Buonasera a voi. Beh, Natale è anche questo, non si preoccupi. Però parleremo anche un altro pochettino del Paternò che si sta comportando bene. Io chiamo Paternò, ma anche se ufficialmente Sì, Paternò, si chiama in un'altra maniera. Mentre sono rimasti con noi perché parleremo anche con loro del campionato di promozione Fabio Tasinato e Antonio Campanella. Allora sono 4 i gironi di cui chiaramente parliamo quando parliamo appunto del campionato di promozione. Lo facciamo subito intanto con i risultati e la classifica del girone A. Ad Aragona Skanderberg Piana 1-0. A Corleone Profavara batte Atletico Corleone 3-0. A Mazzara del Vallo Campobello di Mazzara Terrasini 3-1. A Cianciana Sera di Falco batte Cianciana 1-0. A Carini Sciacca 1-0. A Trapani Dattilo Canicattì 0-0. A Mussomeli Strasatti 0-0. A Salemi Partini Caudace 6-0. In testa abbiamo il Profavara che vince fuori casa 3-0 a Corleone e continua ad essere la squadra leader di questo girone A del campionato di promozione. Sì, in vetta il Profavara con 34 punti, Salemi e Sera di Falco 28, Sciacca e Dattilo 26, Cianciana 24, Aragona 23, Strasatti 21, Atletico Corleone, Canicattì e Carini 19, Mussomeli 18, Terasini 14, Campobello di Mazzara 13, Skanderberg Piana 11 e chiudiamo con Partini Caudace 8. Ricordiamo che Atletico Corleone e Canicattì hanno una partita in meno.
Alessio, punto della situazione di questo girone A del campionato di promozione. Sì, questo girone è segnato dal dominio del Pro Favara che ha 6 punti, che si trova in testa alla classifica e ha 6 punti di vantaggio sull'accoppiata Salemi e Sera di Falco. Entrambe oggi vittoriose rispettivamente a Cianciana e Partinico Audace, Salemi Partinico Audace, che è finita 6-0. In coda Skanderberg Piana e Partinico Audace rimangono rispettivamente in ultima e penultima posizione. Settimana prossima riflettori puntati sulla sfida Dattilo Pro Favara, che potrebbe in qualche modo segnare un successivo lungo da parte del Pro Favara. Perfetto, parliamo adesso del girone B, sempre del campionato di promozione, i risultati di questa 15ª giornata. A Terme Vigliatorie, Ciappazzi Sant'Agata 0-0. A Collesano, Patti 2-2. A Palermo, Delfini Vergine Maria, Pus Palermo 0-0. A Galati Mamertino, Cefalù batte Mamertina 3-0. A Termini Imerese, Torregrotta batte Real Calcio 3-0. A Capo d'Orlando, Rocca di Caprileone e Gea Virtus 1-1. A Milazzo, Sacro Cuore Milazzo, Equipe Palermo 2-0. A Spadafora, Spadaforese, Montemaggiore 2-1. Per quanto riguarda invece la classifica, abbiamo in testa il Rocca di Caprileone con 34 punti, ma guardiamo la classifica al completo. Rocca di Caprileone in testa con 34 punti, Cefalù 32, Igea Virtus 30, Spadaforese 28, Sacro Cuore Milazzo 25, Montemaggiore e Torregrotta 23 punti, Ciappazzi 20, Real Calcio e Cus Palermo 18, Mamertina e Sant'Agata 17, Collesano 10, Equipe Palermo 9, Patti 8 e Delfini Vergine Maria 4. Ricordiamo che Ciappazzi, Patti, Real Calcio e Sant'Agata hanno una partita in meno. Alessio, il Rocca di Caprileone praticamente pareggio con la Gea Virtus in casa, uno scontro volendo importante per l'alta classifica. Sì, teoricamente oggi i riflettori erano puntati al campo di Capo d'Orlando per la sfida tra Rocca di Caprileone e Igea Virtus. Il punteggio di 1-1 fa felici entrambi perché comunque consente rispettivamente di tenere la classifica abbastanza corta. Sì, infatti. Comunque in questo girone io vedo... Però ne approfitta il Cefalù però, Sì, perché infatti vince e si riavvicina alla vetta, però comunque per la vittoria di questo campionato secondo me è corsa a 3. Rocca di Caprileone, Cefalù e Igea Virtus si contenderanno un posto lì per la vetta della classifica. Tra l'altro settimana prossima ci sarà la sfida tra la prima e la seconda, Rocca di Caprileone contro Cefalù, che chissà potrebbe già far delineare qualcosa in chiave promozione. È vero. Prima di continuare a parlare del campionato di promozione, abbiamo già parlato del girone A e del girone B e tra poco parleremo del girone C e del girone D. Voglio fare di nuovo una parentesi legata al campionato di interregionale perché abbiamo il nostro ospite che insomma è il team manager, quindi sicuramente lui ci può dare il polso vero di questo comprensorio normanno che probabilmente all'inizio forse si pensava che non potesse essere una squadra da vertice, però adesso è lì, nel senso che comunque la sua posizione è importante e può sperare bene anche di entrare nel gruppo dei playoff. Io intanto vi ringrazio per l'invito e scusate per il ritardo. Non c'è problema. Purtroppo il traffico natalizio. Porti salute a nome della società, del direttore sportivo Finocchiara e del presidente. Ma io devo dire che la squadra... Io lo scorso anno ero sempre con questo gruppo di lavoro ed eravamo ad Adrano. Sì. Obiettivamente la squadra fin da inizio stagione si vedeva che fosse molto più forte rispetto a quella dello scorso anno. Però gli obiettivi societari... Però forse è meglio partire così, no? Cioè affari spenti, come si dice. Assolutamente, anche perché lo abbiamo sempre detto, continuiamo a ripeterlo. Sì. L'obiettivo principale è quello della salvezza. Questo è importante. Noi dobbiamo arrivare il prima possibile ai 42-43 punti di salvezza. Tutto quello che viene. Tutto quello che arriva dopo è di guadagnato. Le faccio vedere la classifica attuale, in modo che così possiamo anche un po' commentare, dove chiaramente sia il Messina che il Cosenza continuano a vincere e sicuramente sono quelle sicuramente sono due squadre di categoria superiore, ma chiaramente sono state create proprio perché... Certo. Però se posso sottolineare, devo dire che molti pensavano all'inizio che queste due squadre potessero ammazzare il campionato. Non è stato così. Assolutamente no. Sono d'accordo. E
aggiungo anche, questo ci fa orgoglio come Paternò, perché se facciamo un rapporto prezzi, qualità-prezzo, sicuramente noi siamo ben oltre quelli che sono i costi di gestione di altre società, comprese Messina e Cosenza, e di questo va dato merito al nostro direttore, al mister, comunque tutti conosciamo. Con la politica dei piccoli costi, della piccola gestione, si cerca di fare anche un progetto forse duraturo, no? Perché poi diventa importante che questa società continui e che non rimanga un fuoco di paglia. No, assolutamente, noi a inizio stagione si parlava di un progetto a 3 anni, quindi adesso non so se le cose sono cambiate o meno, non so se la presidenza vorrà ulteriormente fare. Per adesso l'obiettivo è sempre quello della salvezza. E per adesso poi dal prossimo anno ci penseremo con calma. Se ne parla il prossimo anno. Vabbè, questo credo che sia assolutamente equilibrato. La politica di una società si lega molto all'equilibrio delle parole che vengono dette, no? Cioè, se io dico voglio salvarmi. Anche Se io perché dico... non siamo i soggetti che abbiamo intenzione di illudere una piazza importante come quella di Paternò. Spesso e volentieri bistrattata. Assolutamente, negli ultimi anni ci sono state diverse situazioni che hanno lasciato molto malumore. È vero. Non facciamo polemica, però è così, è la verità, è un dato di fatto. Sono i risultati poi alla fine che hanno parlato. Siamo partiti con un progetto a medio-lungo termine, sicuramente le aspettative non erano di essere quarti, quindi adesso non so di preciso a che posto siamo oggi dopo quest'altra sconfitta, però voglio dire, diciamo siamo abbastanza soddisfatti. Perfetto. A questo punto riprendiamo a parlare del campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati e la classifica del girone C. A Nissoria, a Giranissoria, Randazzo 2-2. A Belpasso, Real Santa Venerina 6-2. A Nicosia, Troina 1-1. A Giarre, Real Belpassese 3-1. A Messina, Riviera dello Stretto Enna 7-0. A Calascibetta, San Sebastiano Pistunina è stata sospesa per nebbia. A Via Grande e Fiumefreddese 0-0. Lo Sportinsieme riposa. Con questo pareggio il Via Grande balza in testa insieme al San Sebastiano, anche e soprattutto perché il San Sebastiano non ha giocato, appunto perché la partita è stata sospesa per nebbia. Ma guardiamo la classifica nel suo dettaglio. Sì, San Sebastiano Via Grande in vetta con 28 punti, seguite da Real Belpassese con 26, Pistunina, Belpasso, Real Giarre 25, Randazzo 23, Fiumefreddese 21, a Giranissoria 16, Sportinsieme e Riviera dello Stretto 15, Troina 12, Real Santa Venerina 9, Nicosia 7, Enna 1 e lo Scommettendo è stata esclusa dopo 4 rinunce. Dobbiamo ricordare un pochino di cose. Allora, sì. Enna, Nicosia, Pistunina, Randazzo, Troina ed a Giranissoria hanno una partita in meno. San Sebastiano 2 partite in meno ed Enna 3 punti di penalizzazione. Possono già partire le immagini realizzate da Alessandro Famà che ha seguito per noi Via Grande Fiumefreddese, e nel frattempo parliamo con Alessio su questo girone dove abbiamo questo Via Grande che veramente a luce spente è riuscito pian pianino, punto per punto, domenica per domenica a raggiungere la vetta. Sì, sicuramente è vero, il Via Grande sta facendo bene o male lo stesso campionato dell'anno scorso. L'anno scorso aveva agguantato i playoff e chissà che quest'anno non possa addirittura riagguantarli. Attualmente si trova in prima posizione con il San Sebastiano, però va ricordato che il San Sebastiano ha 2 partite in meno. E in chiave appunto playoff ci sono ben 5 squadre nel giro di 3 punti, questo sta a testimoniare quanto questo girone sia abbastanza equilibrato. Ieri vittoria rotonda del Belpasso contro il Real Santa Venerina per 6-2, sempre in chiave playoff, un Belpasso trascinato da un grande Papaserio che è riuscito appunto a sbarazzarsi del Real Santa Venerina, che a sua volta sarà ospite del San Sebastiano settimana prossima, quindi il San Sebastiano ha addirittura la possibilità di allungare in classifica già dalla prossima settimana. Il Via Grande ospiterà lo Sportinsieme
e quindi anche per il Viagrande è un turno abbordabilissimo. Abbordabile. Giro di opinioni anche con i nostri ospiti. Antonio, questo Viagrande che pian pianino con la politica dei giovani, con un mister Buttò confermatissimo, anche seppur sfortunato perché l'anno scorso ha perso i playoff, è ancora lì, quindi insomma sarà ancora una squadra tenace e difficile da battere. Allora, il Viagrande ha un gruppo di giovani molto interessante. Mister Buttò li ha avuti già nel settore giovanile, lui ha iniziato nel settore giovanile il Viagrande, quindi si è ritrovato in prima squadra. Sanno bene come lavora lui e quindi lo seguono. Lo seguono molto bene, ma comunque ha giovani davvero interessanti. Mentre invece da Fabio voglio sentire un pochettino Giarre, no? Il Real Giarre, che adesso si trova a 25 punti in una posizione indubbiamente importante, e la piazza, tu sei stata a Giarre, è una piazza esigente al massimo. È una piazza importante che merita categorie più alte, è una città in cui ho avuto il piacere di giocare, nella quale ho vinto il campionato, per cui un pezzo di cuore l'ho lasciato lì. Per questo non posso far altro che auspicare una duratura solidità societaria, che è l'unico presupposto per poi poter aspirare a dei successi, dei traguardi. Per il momento vedo che sta disputando un ottimo campionato e spero che vada il meglio possibile, quantomeno centrando i playoff e poi costruire per il futuro. E poi vediamo, perché giustamente, come dice Tasinato, avvocato, è fondamentale. Se non c'è una stabilità economica, i progetti non possono essere realizzati in nessuna maniera, poi soprattutto nei campionati dilettantistici dove la stabilità è fondamentale, indubbiamente. Purtroppo trovare delle società che siano economicamente solide è difficilissimo. Anche perché da quest'anno, cambiando la normativa sulle esenzioni fiscali, è vero, sulle sponsorizzazioni, tantissime società si sono trovate in difficoltà. È chiaro che poi come si supera poi il gap? Intanto investendo sui giovani. Quindi che hanno costi inferiori. La politica dei giovani paga sempre alla fine. Voi come siete messi col settore giovanile? Cioè siete organizzati, avete un'idea? Consideri che è il primo anno, quindi però stanno facendo un buon lavoro. Sì. Insomma, un occhio di riguardo ci sta anche nel settore giovanile, giusto? È importante. Ma noi li facciamo allenare anche in prima squadra, il mister li valuta, molto spesso vengono anche premiati, quindi portati con noi in trasferta. Quindi questo punto credo che sia una politica buona. Complimenti. E chiudiamo il tabellino del campionato di promozione, lo facciamo con il girone D. Risultati e classifica. A Siracusa, la Rinantes Ellenica 0-0. A Caltagirone, Real Ragusa batte Caltagirone 2-1. A Catania, Atletico Catania Santa Croce 1-1. Ad Acicatena, Aci San Filippo Mascalucia 2-1. A Siracusa, Enzo Grasso Città di Augusta 3-1. A Niscemi, Scordia batte Real Niscemi 3-1. A Mascalucia, San Pio X Sant'Angelo Licata 1-0. A Scicli, Sporting Battiati 1-0. Continua la vittoria, il momento positivo della squadra dello Scordia, Serafino continua a vincere, un'altra ennesima vittoria fuori casa che permette alla squadra di continuare ad essere la leader indiscussa di questo girone D del campionato di promozione. Continua ad essere in vetta con ben 38 punti, seguito da San Pio X 32, Città di Augusta 26, Enzo Grasso 25, Atletico Catania e Scicli 24, Aci San Filippo e Real Ragusa 23, Santa Croce 22, Sant'Angelo Licata 19, Sporting Battiati e Rarinantes 16, Caltagirone ed Ellenica 14, Mascalucia 9 e Real Niscemi 3. Possono già partire le immagini che riguardano Atletico Catania Santa Croce e su queste immagini abbiamo il commento di Alessio. Cominciamo col commentare appunto la partita di oggi al Comunale di Montepo. Atletico Catania e Santa Croce pareggiano per 1-1 e un primo tempo caratterizzato da una predominanza del Santa Croce che ha sfiorato più volte il vantaggio, trovandolo al 45esimo su un errato disimpegno difensivo dell'Atletico Catania. Di Stefano è riuscito ad involarsi a rete e saltare il portiere Colonna depositando la palla in rete.
Nella ripresa, al 51esimo, un rigore di Cirino Giuffrida ha ristabilito la parità. L'Atletico Catania poi ha avuto anche l'occasione per vincere l'incontro, ma lo stesso Giuffrida poi ha fallito. Andiamo a commentare la giornata di oggi del campionato di promozione. Scordia che vince ancora. Lo Scordia vince a Niscemi e risponde alla vittoria della San Pio di sabato, che ha battuto il Sant'Angelo Licata per 1-0. Una vittoria credo non molto facile. No, infatti hanno vinto segnando proprio nei minuti finali. La prossima giornata sarà una giornata spartiacque sia in chiave promozione che anche in chiave salvezza. Perché? Perché sabato prossimo ci sarà la sfida San Pio X Scordia, scontro al vertice. E quindi si capirà il vero valore di entrambi. Sì, già i 6 punti di differenza già sono tanti. In caso di vittoria dello Scordia consentirebbe agli uomini di Natale Serafino di allungare a 9 punti sulla San Pio e quindi mettere un'ipoteca già su questo campionato. In chiave playoff invece ci sarà lo scontro diretto Atletico Catania-Scicli. Anche questa è una sfida importante, le due squadre sono a pari punti, quindi chi vincerà possibilmente potrà in qualche modo mettere un punto sulla zona playoff. Io non sottovaluterei anche lo scontro tra Santa Croce e Città di Augusta, perché di questo Santa Croce ne parlano tutti bene, hanno un gruppo importante e credo che possa venire fuori da un momento all'altro. Sì, Santa Croce qualche settimana fa ricordiamo che ha battuto la San Pio per 4-0 a Mascalucia. Poi è incappata in una serie di risultati negativi che l'hanno un po' allontanata dalle zone alte, però comunque è sempre una squadra ostica e può dare del filo da torcere. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, in chiave salvezza è importantissimo lo scontro Caltagirone. Perché poi in chiave salvezza voglio parlare con Antonio Campanella, ex allenatore del Città di Mascalucia. È vero. Dicevo, Caltagirone Mascalucia sarà uno scontro salvezza perché magari una vittoria del Mascalucia può riaccendere la fiammella magari nella società e cercare in qualche modo... Mi hai dato il gancio, gancio Alessio. Sì. La riaccende questa fiammella il Mascalucia con questo scontro adesso importante che avrà contro il Caltagirone? Per essere sincero, vederla lì sotto dopo 2 anni di lavoro incredibile mi spiace. Dispiace. Personalmente penso che Mascalucia non era pronta per fare la promozione quest'anno. Tant'è che dall'inizio adesso hanno già cambiato 3 allenatori. Io credo che comunque la società insomma, ha messo tutto quello che poteva, però poi sai, spesso e volentieri certi risultati un po' ti condannano. Allora, c'è da dire che loro avevano programmato un campionato di prima categoria. Sì, quindi e questo sottolineiamolo. Sono stati ripescati nell'ultima settimana, quindi... Hanno dovuto organizzare, non dico insomma la bene meglio, però... Mi auguro che facciano molto meglio il girone di ritorno. Ti manca un po' questo Mascalucia, perché insomma, tu in prima linea sei stato artefice anche di alcuni successi. Per quanto riguarda invece lo scontro al vertice, secondo me la San Pio come organico è la più forte in assoluto, ha un attacco d'eccellenza. Sì, però lo Scordia ha una qualità tecnica che probabilmente insomma, sarà più squadra, potrebbe essere il più importante. Quindi tu vedremo lo scontro diretto. Vedi se vince la San Pio lo scontro diretto, vedo la San Pio. Tasinato invece fra Scordia e San Pio? Io conosco di più la San Pio X, però sento sempre parlare bene dello Scordia. Detto questo, è una sfida interessante tra 2 compagini a cui la promozione sicuramente va stretta, specialmente la promozione di quest'anno che forse in alcuni aspetti diciamo, è un po' con un livello un po' più mediocre rispetto alla promozione di qualche tempo fa. Detto questo, mi preme fare invece i miei più sentiti in bocca al lupo a molti amici che ho lasciato, che ora militano nella... Quale squadra? Nel San Filippo, voto di memoria. Del San Filippo, erano tutti ex compagni di squadra, ex allenatori a cui faccio i miei più sentiti in bocca al lupo per il proseguo del campionato, per diciamo fare il meglio abbiamo possibile. Capito, ci ha lasciato anche tu il cuore da San Filippo. Anche lui. Sì. Benissimo, chiudiamo la nostra passerella così congediamo anche i nostri ospiti con l'avvocato Calì. Il campionato di promozione, diciamolo pure, non vi appartiene assolutamente, anche perché tra l'interregionale e la promozione l'abisso c'è ed è considerevole, però io credo che l'entusiasmo che c'è in molte società
potrebbe essere un giusto anche riferimento per molte società del campionato di interregionale che comunque soffrono, non per ultimo la Ciriale che ha sofferto notevolmente qualche problema all'interno appunto della dirigenza. L'entusiasmo è alla base di tutto, oltre dopo l'aspetto economico. Cioè, quest'anno la Ciriale non ci aspettavamo nessuno che fosse in queste beghe societarie ed economiche. Dispiace perché anche questa è una piazza particolarmente importante, quindi merita altri palcoscenici anche più importanti. Non possiamo che fargli i migliori auguri e in bocca al lupo. Non so com'è finita la partita di oggi perché non ha pareggiato a Cava. Cava è una piazza, è una bella piazza, un campo molto ostico, noi abbiamo pareggiato 2 pari, quindi potrebbe essere un buon inizio anche per loro. Certo. Io d'altronde non sono per i campanilismi, quindi preferisco che tutte le siciliane siano sempre protagoniste. Hanno un po' di difficoltà quest'anno, però speriamo che le possano risolvere nel più breve tempo possibile. Stiamo combattendo e siamo tutti ben agguerriti. Perfetto. Ok, allora congediamo un po' tutti, congediamo subito in possessione internet il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio, settimana prossima anche tu col cappellino di Natale per parlare del campionato di promozione, chissà se ci riusciremo. Salutiamo in sequenza Antonio Campanella, allenatore momentaneamente senza panchina, però penalty porta fortuna, quindi non è escluso che prima di Natale o subito dopo di Natale possa arrivare qualche bella panchina. In bocca al lupo, un in bocca al lupo anche a Fabio Tasinato con la sua bellissima esperienza da Sant'Antonio. Che sia un anno anche importante dal punto di vista tecnico e naturalmente anche un doppio augurio perché insomma è una categoria importante quella dell'interregionale, lo facciamo al comprensorio Normanno ex Paternò con l'avvocato Calì. Paternò ex comprensorio Normanno. Sì, infatti, confusione. L'avvocato Calì che ringraziamo per la sua venuta, speriamo la prossima volta di poterci organizzare nel miglior modo possibile per poter parlare ancora di più di questa bella realtà paternese. Sarà un vero piacere, auguri a voi e ai vostri spettatori. Perfetto, ci dobbiamo fermare, no? Sì, e adesso un breve spazio pubblicitario, a fra poco. Rientrati in studio, abbiamo messo da parte anche il campionato di promozione e adesso facciamo subito il punto della situazione nel campionato di prima categoria, però prima in possessione internet salutiamo il ritorno di Salvo Angemi. Ciao Salvo. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Avevi detto che ti saresti tagliati i capelli, ma ciò non è avvenuto. No, gli ho dato una spoltita. Va bene, beato te che ce li hai. Invece in possessione ospiti abbiamo come al solito il nostro Luca Loisi per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Buonasera a tutti. Ciao Luca, informatissimo. E poi ospite gratitissimo perché è anche un mio personale amico, Alfio Barbagallo, allenatore dell'Atletico Pedara. Possiamo chiamare una squadra rivelazione? Diciamo che i risultati sono dalla vostra. Anno da parte mia a Pedara non mi posso lamentare per adesso. Bene. Tra l'altro una struttura meravigliosa, adesso non stiamo qui a raccontare. Ci favorisce. È una bellissima struttura, si può lavorare. Sì, senz'altro. E questo è fondamentale soprattutto quando c'è da fare gli allenamenti, non tanto la partita, ma gli allenamenti. Certamente. Perfetto. Bene, allora come al solito diamo subito il quadro completo dei campionati, del campionato di prima categoria, lo facciamo in maniera veloce con il nostro Luca Loisi e parliamo subito del girone A. Luca. Sì, il girone A che vede lo scontro diretto tra Favignana e Castellammare, due delle pretendenti al salto di categoria, terminare in parità. Un 1-1 che permette al Castellammare di mantenere la vetta solitaria con un solo punto di vantaggio sull'Isola delle Femmine che si è imposto con un pirotecnico 4-3 sul Fulgatore. Perde ancora terreno invece la Borgata Terrenove, fermata 1-1 sul campo della Stella d'Oriente, e ora la formazione marsalese vede allontanarsi la vetta. Continua la rincorsa del Paceco verso un posto dei playoff, vittoria per 4-0 a Palermo sul campo del Donorione e adesso meno 12 dal secondo posto. Ricordiamo che con 10 punti di distacco i playoff non si disputano. È vero. Continua anche a non andare le avversarie sul campo del Lampedusa. È la quarta squadra che rinuncia ad andare a Lampedusa preferendo prendere la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione. Per Lampedusa ci vanno solamente d'estate. Sì, stavolta è stato lo Sparta Palermo a rinunciare con questo punto di penalizzazione, tra l'altro ora da solo all'ultimo posto in classifica.
Continuiamo, adesso Sì. abbiamo il girone D, il girone del messinese. Il girone D che vede il duello che continua tra Sporting Taormina e Ghibellina. Le due squadre hanno vinto ancora 5-2 lo Sporting Taormina sul Ghibellina e lo Sporting Taormina sulla Robur e 2-0 in trasferta alla Ghibellina. Al terzo posto il Santa Teresa di Riva che vince per 1-0 in trasferta a Santa Lucia del Mela con la Promende, mentre al quarto il Furci viene bloccato per 2-2 in casa del Pellegrino. Un nuovo ingresso in zona playoff è quello del Milo che vince 3-0 sulla Gescal e si assesta in quinta posizione. Proseguiamo, adesso parliamo del girone E, che è un girone importante perché è quello catanese. Sì, il girone catanese che vede in testa sempre il Real Aci che oggi ha vinto senza giocare, la Belpassese alla sua seconda rinuncia consecutiva. Nel frattempo possiamo fare già partire le immagini di San Giovanni La Punta Gravina del girone E. Sì. Belpassese dicevamo alla seconda rinuncia consecutiva, quindi è molto più probabile la radiazione, mancheranno ancora 2 rinunce, 2 settimane e poi per la Belpassese il campionato sarà già terminato. Real Aci che così mantiene 6 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara che nello scontro diretto contro il Lineri Mister Bianco ha stravinto per 4-0. Così il Lineri di Mister Bianco viene agganciato al terzo posto dal Bronte che batte 1-0 il Trecastani che nonostante i notevoli rinforzi del mercato dicembrino non riesce a decollare. E allora qui dobbiamo per forza parlare con Mister Barbagallo. Allora questa vittoria sonante vi permette di essere ancora più forti anche mentalmente nei confronti degli avversari? Sicuramente è stata molto importante ieri la vittoria con Lineri Mister Bianco, anche perché era uno scontro diretto, 2 squadre che avevano un minimo margine di distacco tra loro, e riuscire a chiudere il girone d'andata con una vittoria 4-0 ci dà molta fiducia, molto morale. Tra l'altro adesso i punti di stacco con la terza sono anche considerevoli, sì, quindi vi permettono di stare un po' più tranquilli. Stare un pochino più tranquilli sicuramente, prepararci bene e affrontare la sosta anche campionato per recuperare qualche giocatore infortunato e soprattutto anche per far integrare i nuovi acquisti. Abbiamo preso in settimana 2 giocatori importanti. Facciamo già campagna acquisti allora per vincerlo sì. sto campionato. Ma insomma, scusa, mi avrei poi una mail per Mister Barbagallo. Mi è arrivata anche un'email per Alfio Barbagallo. Dicevo, abbiamo preso 2 giocatori, Longo e Tonino Piuma. Tonino Piuma è adesso infortunato, quindi speriamo di riaverlo all'inizio del girone di ritorno. Longo sarebbe ex... Longo è ex Belpasso, l'anno scorso era col Real Belpassese e ha vinto il campionato, quindi porta bene, di buon auspicio. Questo Real Aci come lo vedi? Allora, il Real Aci è una squadra molto solida, guidata bene, diciamo, ci sono dei giovani anche promettenti a centrocampo, ho visto. È una squadra sicuramente, visto il risultato e vista la classifica, che non sarà facile riprendere, giocano al Comunale, sono molto seguiti. Lo scontro diretto di un paio di settimane fa sembrava veramente una cornice di pubblico da categoria superiore. Sì, è vero, abbiamo mandato anche delle immagini. Sembrava veramente una festa di sport. Meno male che noi siamo riusciti a uscire imbattuti dal vecchio campo comunale. Il vecchio catino. Fossa dei Leoni, no? Infatti. Bene. Comunque indubbiamente il campionato è positivo. Tutto quello che arriverà adesso alla girone di ritorno sarà ben accetto. Sì. Certo, perché è il primo anno, io sono da qualche mese in questa panchina e molti giocatori sono nuovi, per cui assemblare non è mai facile. Soltanto in pochi mesi non è mai facile. Non è mai facile. Proseguiamo, che girone abbiamo adesso? Il girone F, girone F che vede la capolista... scusami, perdonami se ti interrompo, perché avevo visto Salvo che mi chiedeva la linea per una domanda da fare al mister. Sì, vabbè, ci arriva da Rosario L, dice: quale squadra teme di più in vista del girone di ritorno e soprattutto dei possibili playoff? Perché a questo punto si avvicinano, no? Allora, le squadre sicuramente più blasonate, più temibili del girone sono ovviamente il Real Aci, perché è chiaramente in testa, ma poi a seguire ci sono il Trecastagni, il Gravina, il Bronte stesso che hanno ottime tradizioni, quindi non c'è una sola squadra che io temo in particolare, sono tutte squadre che possono davvero dire la loro in questo campionato, e quindi bisogna affrontarlo al massimo da parte nostra. Con la massima attenzione. Sì, ma il Real Aci credo che ormai sia fuori dai giochi, perché a livello di playoff, perché si proietta in una posizione di classifica che sicuramente dovrà mantenere per fare il salto di categoria. Questo è vero.
Sì, ha un margine di, diciamo, 6 punti, non sono tantissimi, io vorrei dire questo, non sono tantissimi, anche perché noi abbiamo lo scontro diretto in casa da noi, e quindi sarebbe poi una partita a recuperare solo 3 punti. Ovviamente, certo, loro navigano in una posizione, sono più sereni rispetto agli altri. Va bene, continuiamo, parliamo del girone F, che abbiamo interrotto poc'anzi con Luca. Nel frattempo possono anche partire le immagini di Barriera Massimiliana, che è stato uno scontro importante e ha visto la squadra di Costa vincere. Sì, un girone dove la capolista Aquila San Michelese vince ancora 2-1 sul difficile campo dello Sporting Catena Nuova, e così sono sempre 3 i punti di vantaggio sulla Barrese, che ha vinto per 4-2 sul campo del Ramacca. Dietro continua la risalita della Massimiliana, che, come vediamo nelle immagini, nel derby contro lo Sporting Barriera ha vinto nettamente 3-0, un 3-0 che conferma che la Massimiliana in questo momento è in fase di rimonta e può anche competere per la prima posizione. C'è l'entusiasmo. Sì, c'è molto entusiasmo per questa squadra che finalmente ha cominciato a vincere e non si ferma più. Subito dietro vincono ancora Carlentini e Atletico Militello, 3-1 per l'Atletico Militello sul campo del Megara Augusta. E così possiamo notare che tra la sesta, che è lo Sporting Barriera, e la settima ci sono ben 11 punti di distacco, a segnalare un netto divario tra le prime 6 della classifica e tutto il resto che invece lotta solamente per la salvezza. Nel frattempo in postazione ci ha raggiunto Dario Giuffrida, con lui parleremo tra poco del campionato di seconda categoria e come al solito in chiusura anche del calcio vero, quello della Serie A, del Catania e anche del Palermo. Chiudiamo il tabellino della prima, lo facciamo sempre con Luca. Il girone H, dove andava in scena il derby tra le due squadre di Racalmuto, lo Sporting e la Libertas, derby che valeva anche la vetta, è finito 0-0 e così le due squadre hanno chiuso entrambe campioni d'inverno. Ne hanno approfittato dietro l'Accademia Empedoclina vincente 1-0 sul Milena e il Casteltermini che ha vinto per 3-1 sul campo dell'Albatros Lercara. Goleate per Real Unione, Siculiana e Cattolica Eraclea, mentre il colpo di giornata è del Rocca Palumba che vince 2-1 sul campo dell'Atletico Caltanissetta e lo aggancia al penultimo posto in classifica. Abbiamo chiuso anche con il campionato di prima categoria, ringraziamo Luca Luisi, hai visto come è informato? Ed è una persona straordinaria perché impara tutto a memoria, come fa non lo sappiamo, però insomma ci allegriamo. Perché è bravo, lo dobbiamo dire. È sicuramente il fiore all'occhiello anche dei penalty, diciamolo pure. Senza nulla togliere agli altri, ci mancherebbe. Ci dobbiamo fermare e nel frattempo, Salvo, vogliamo ricordare velocissimamente la nostra email per le ulteriori possibilità dei nostri amici a casa per mettersi in contatto con noi? Allora sì, le possibilità sono 3. Uno, Facebook Programma Penalty, la nostra mail che è info@programmapenalty.it e ovviamente il nostro sito www.programmapenalty.it, dove c'è la possibilità di scrivere sul muro previa registrazione. E adesso pubblicità, ma rimanete sempre qui con noi a Penalty. La trasmissione Penalty che adesso nella sua parte finale vive il campionato di seconda categoria. Allora Dario, punto della situazione con i gironi, in modo che così abbiamo modo anche poi di chiudere con il nostro ospite Alfio Barbagallo, mister dell'Atletico Pedara di prima categoria però. Dario. Allora Ettore, è stata una giornata con tante sorprese. Noi cominciamo con il racconto del girone A, il girone del Trapanese, dove Lazio Roma non intende fermarsi, l'abbiamo visto vittorioso per 1-0 questa settimana, in trasferta tra l'altro con la Mondelliana, una partita veramente molto importante perché la Mondelliana era terza e terza tuttora, non ne approfittano, meglio per quanto riguarda la Mondelliana la situazione si mette male perché le inseguitrici, ossia l'Atletico Trappeto e la Pallavicino, sono lì a pochi punti. Una vetta è la classifica che dietro il break creato da Lazio Roma vive comunque di rapporti di forza veramente minimi. Citazione anche per l'Atletico Trinacria, secondo a -4 dalla vetta. Girone F invece, sempre riguardante il campionato di seconda categoria, siamo giunti all'11ª giornata. 11ª giornata vale ovviamente per tutti i gironi di seconda categoria e in questo girone ci sono veramente i rapporti
ancora più come dire, millimetrici se vogliamo, perché il Calatabbiano è tornato a vincere finalmente in casa con lo Zafferia ed è tornato a -1 dalla Vetta che aveva lasciato la scorsa settimana dopo lo scontro diretto con lo Sporting Club Giardini. Sporting Club invece rallentato fuori casa dallo Sparagona. Adesso, se andiamo a vedere la classifica, vediamo che in vetta le prime 4 hanno una differenza di 3 punti appena. Di questa situazione ne ha approfittato ovviamente l'Eto Ianni, che di misura si è imposta contro la Usclopace, ultima in classifica, e tra l'altro dobbiamo citare anche la vittoria della Peloro Annunziata nel derby, o comunque nel match di cartello della giornata contro il Sant'Alessio, che gli è valso l'aggancio appunto alla 4ª posizione. Nel girone G invece abbiamo la Cibonaccorsi e il Tremestieri Tenneo, che in linea di massima sono le 2 squadre più importanti che stanno andando come un treno. Esatto, nel girone G questa è stata una giornata molto importante per 2 motivi. Il primo è ovviamente il big match tra Acibonaccorsi e Tremestieri, con la Cibonaccorsi andata a perdere in casa del Tremestieri 2-1, quindi adesso la distanza fra le 2 squadre si è colmata e sono tutte e 2 appaiate in testa a 26 punti. L'altra partita importantissima era quella tra Russo Sebastiano e Città di Santa Venerina. Partita importante perché adesso il Città di Santa Venerina, dopo aver perso la gara, è a -8, è una differenza importante, quindi tra terza e quarta in classifica si va verso la definizione delle gerarchie. Anche per quanto riguarda la coda di questo girone, dove l'affare ultimo posto sembra ristretto allo Zafferana, che ha pareggiato, quindi ha portato punti a casa dopo un po' di giornate contro il Sant'Alfio, e il Real Adrano che ancora stenta a ingranare. Una battuta con Alfio e poi dopo passo la parola a Salvo, perché ho visto che forse è arrivata un'email. Salvo, io credo che comunque il campionato di seconda categoria è un campionato difficile, perché sembra facile vincerlo, però poi dopo ci si scontra con delle realtà, con delle società che hanno sicuramente tanta voglia di vincerlo questo campionato, quindi il livello è sempre comunque difficile e quindi credo che impantanarsi nel campionato di seconda categoria è molto facile. Eh sì, perché tante volte tu trovi ex giocatori che magari per motivi di lavoro scelgono di scendere di categoria, e di contro trovi delle squadre ben organizzate con dei giocatori validi, per cui non è facile. Molte squadre di seconda credo che possono sicuramente ben comportarsi anche nel campionato di prima. Anche in prima, sicuramente ci sono delle squadre che hanno degli organici che anche in prima categoria non sfigurerebbero. Ho notato anche questo nel nostro girone, per esempio in prima categoria ci sono delle squadre che a mio modesto parere potrebbero fare tranquillamente la promozione, vedi Gravina, Trecastagni, infatti, a parte hanno una tradizione, ma anche vedendo proprio i calciatori che annoverano nelle loro fila si capisce benissimo che è un campionato che appunto gli sta stretta a queste società. Hai perfettamente ragione. Salvo, veloce perché dobbiamo chiudere il campionato di seconda, a te. Sì, allora innanzitutto 2 mail per il nostro Dario. Una è molto, diciamo, sottile, perché ci dice: perché il Calatabbiano non riesce a tornare più in vetta nonostante i buoni risultati, ma ha vinto 5 partite consecutive, quindi credo che comunque sia lì per lì. All'inizio è stata veramente una rivelazione, il Calatabbiano ha avuto un periodo di flessione che poi nel campionato ci può anche stare. Il problema è che anche le avversarie hanno cominciato a correre. Lo Sporting Club Giardini ad esempio ha fatto un fine autunno assolutamente strepitoso per quanto riguarda i risultati. Adesso sembra essere tornata anche la squadra etnea. Vediamo la riprova, perché 2 giornate fa dicevamo è tornato vincendo 1-0, adesso ha rivinto ancora, intervallato da un pareggio. Veloce con l'ultima domanda. L'altra è invece il Contesse potrà essere la rivelazione del campionato dopo aver recuperato le 2 gare in meno? Risposta secca, non credo. Non credo. L'ultima è una curiosità mia, ho visto un risultato strano che lo Sparagonà ha fermato lo Sporting Giardini in casa, Sporting Giardini che dovrebbe essere la squadra tritatutto nel suo girone. E qui mi ricollego in parte al discorso che Ettore faceva col nostro ospite. Il campionato di seconda categoria, lo vedremo anche nel girone H appunto del Siracusano, vede delle partite complicate che non sempre sono risolvibili, le ultime della classe non sempre sono avversarie morbide da affrontare. Benissimo, chiudiamo con il girone H, dove abbiamo il mister Bianco che continua ad essere leader. Esatto, sempre più leader, anche perché l'Atletico Librino ha pareggiato la gara interna con il Sortino, mentre l'NB mister Bianco ha vinto il quasi derby con la Mario Rapisardi 3-0, adesso la
La vetta dista 6 punti, anzi 5 punti per l'Atletico Librino, quindi gap di 5 punti. Bene anche il Floridia che ha vinto la trasferta a Scordia. Ci sono tante altre squadre che insomma si stanno avvicinando alla parte superiore della classifica. Male lo Sporting San Paolo che ha fallito l'occasione per poter agganciare le prime posizioni. Per chiudere il girone L, il girone agrigentino, soprattutto per gli amici che ci seguono nella zona appunto di Agrigento. Io ricordo con il girone L che molte di queste classifiche sono ovviamente provvisorie perché tante squadre hanno perso un turno, specie nella giornata della scorsa settimana. Nel girone L il Milocca ha battuto di giustezza il Nuova Villaseta, una delle ultime in classifica. Nell'altro scontro, diciamo l'altro testacoda di giornata, la Ioppolo si è imposta sul Sutera, quindi distanze invariate. Il Comunità Frontiera invece ha perso l'occasione per poter avvicinare la vetta della classifica pareggiando in casa con il Chiaramontana Mussomeli. I 30 secondi finali di Dario per quanto riguarda il calcio dilettantistico vanno riservati sempre come al solito al Siracusa Calcio. Parliamo di terza categoria, ma è solamente un'appendice doverosa a questa società storica. Direi che è un'appendice anche dolorosa oggi per il Siracusa che ha perso la prima gara del campionato, la prima sconfitta ovviamente del campionato 3-2 contro il Sicilia Nostra a Lentini. Sicilia Nostra assoluto padrone di questo girone in questo momento. Impeccabile il cammino dei lentinesi. E io vorrei anche aggiungere l'altra nobile decaduta del girone di terza categoria, l'Atletico Leonzio, che invece ha dei guai ben peggiori perché staziona stabilmente al penultimo posto del girone, ha perso anche 4-0 in questa giornata, ben lontano dai fasti che furono della Leonzio. E vabbè, succede anche questo. Siamo in chiusura, l'ultima domanda la faccio ad Alfio. Sorprende vedere il Siracusa in terza categoria, la Leonzio ultima in classifica in terza categoria, molte società con grandissimi problemi economici, ma il calcio dove vuole arrivare? Diciamo che non è un momento semplice per le società di calcio, la crisi forse si ripercuote anche su questo settore, quindi bisognerebbe puntare soltanto sui giovani, fare dei settori giovanili organizzati bene, con dei tecnici preparati e cercare di sfruttare le risorse proprio locali dei vari comuni. Secondo me è la strada da intraprendere. È quella, sì, non sì. c'è alternativa, non c'è alternativa. Salutiamo in possessione internet, dato che siamo in chiusura, il nostro Salvo Angemi, come al solito preparatissimo perché riesce sempre ad essere oculato e perfettamente anche in sintonia con i nostri ospiti. Complimenti. Grazie mille. Vogliamo ricordare così per congedarci il nostro indirizzo email? info@programmapenalty.it, nonché la pagina Facebook Programma Penalty, ovviamente il nostro sito programmapenalty.it. Perfetto, ti ringrazio Salvo Angemi. Grazie. Salutiamo il nostro ospite che ha parlato di prima categoria alla grande, devo dire, del Pedara, che è nelle zone altissime, quindi con buoni risultati. Ringrazio te, Ettore. Sperando che sia un 2013 ricco di ulteriori soddisfazioni. Speriamo, noi ci metteremo tutti i mezzi. Noi vi seguiamo tra l'altro. Grazie ancora per l'invito e buonasera a tutti. Grazie. Buon Natale anche. Buon Natale, buon Natale. infatti. E a questo punto noi ci vediamo la settimana prossima, Sì, no? un saluto a te, poi scusami, ma devo fare un breve saluto. Veloce, perché dobbiamo parlare di calcio vero, tra virgolette, insieme a Dario. Sì, un saluto a un ragazzo che è un mio carissimo amico, ma anche un nostro fedele ascoltatore, e quindi ciao Salvo. Perfetto. E poi ovviamente salutiamo tutti i nostri telespettatori. Buona serata. Perfetto, noi adesso dedicheremo gli ultimi 3 minuti della trasmissione solo ed esclusivamente al calcio vero, si fa per dire, dico sempre, del Catania e del Palermo. A tra pochissimo insieme a Dario. Allora, parliamo del calcio vero, si fa per dire, del calcio di Serie A, il calcio del Catania e del Palermo. Iniziamo subito col Palermo e diciamolo pure, è stata una partita sfortunata perché il Palermo poteva portare via i 3 punti da Udine. Si devono assolutamente mangiare le mani dalle parti di Palermo perché l'Udinese si era quasi arresa al gioco della squadra di Gasperini, ben messa in campo. E tra l'altro una citazione sicuramente per Ilicic, che è tornato agli splendori di un
paio di stagioni fa. È un Palermo che ancora deve imparare ad essere cinico, non ha chiuso la partita, sebbene l'Udinese poi sia rimasta in 10 sì. per un'espulsione che poi non sembrava neanche così netta, diciamo, da farlo decretare. su Garcia. Esatto, è una squadra sicuramente che va in difficoltà nel momento in cui deve gestire la partita. L'abbiamo visto diverse volte questo Palermo andare in vantaggio ma poi non riuscire a far proprio la partita, non riuscire a far proprio la gara. L'Udinese lascia a desiderare, devo dire che questa parte del campionato non sta regalando delle grandissime soddisfazioni alla squadra di Guidolin. Esatto, ma l'Udinese fa storia a parte perché è una squadra smontata rispetto allo scorso anno. Ogni anno l'Udinese vive questo momento di rinnovo anche forzato dei propri quadri. Qui c'era un rigore comunque per la squadra. Là c'era un rigore, quindi questo più alcune occasioni non capitalizzate fanno, diciamo, il totale della partita del Palermo. Questo è il fallo di Garcia. Qua c'è fallo su Garcia. Fallo su Garcia che insomma sembra molto più netto a vederlo così dalle immagini, ma in realtà diverse moviole hanno, come dire, attutito un attimino la quando decisione tutto sembrava quasi fatto per la squadra di Gasparini, praticamente poi arriva il gol beffa, il gol pareggio di Di Natale. Il Palermo, oltre a non essere per nulla cinico, in questo momento è anche poco concentrato con il suo portiere, con Uicani, e vediamo questa cappellata che poi ha permesso il pareggio in extremis a Di Natale. Queste sono occasioni che ovviamente al bomber friulano non vanno assolutamente concesse. C'è poco da dire, questa è una vera e propria papera, non va oltre, diciamo, quelli che possono essere i meriti, i demeriti di Gasperini e della sua squadra. Perfetto, dopo la partita del Palermo parliamo subito della partita del Catania, che ha giocato in casa, ha vinto, devo dire, alla grande 3-1 nei confronti di una Sampdoria che addirittura era andata in vantaggio con un calcio di rigore, però si notava veramente tantissimo la grande qualità del Catania di questa parte della stagione, e credo che poi dopo il riposo la squadra è scesa ulteriormente in campo con un piglio determinato e ha fatto sì, insomma, che portasse nella sua classifica ulteriori 3 punti. Possono già partire le immagini di questa bella vittoria della squadra di Maran. Sì, diciamo che possiamo aprire anche una rubrica noi sulle partite del Catania, ossia i cazziatoni di Maran, scusate. Perché, è vero. Sebbene la squadra oggi, ben inteso, abbia giocato un primo tempo comunque di ottimo livello. È stata solo sfortunata. È stata sfortunata. Sarebbe stato incredibile perdere questa partita con la Samp, che non meritava assolutamente di portare neanche un punto via da Catania. Esatto, però è anche vero che il Catania nei secondi tempi delle ultime partite entra in campo con un'aggressività, una cattiveria agonistica sicuramente maggiore. Questo è il rigore su fallo delle Grottaglie. È ineccepibile. Ci sta. Vediamo anche la realizzazione, qui la partita cambia, del resto il Catania era sceso in campo anche con una piccola rivoluzione nel proprio schieramento, perché Barrientos era stato spostato da sinistra a destra, poi c'era anche Castro spostato in avanti, e con l'innesto perché di è tornato anche Isco, Salifu è stato spostato al posto di Almiron, e qui c'è il pareggio. E soprattutto vediamo come gente come Paglialunga è stato sempre ai margini del progetto Catania nelle ultime 2 stagioni, per scelte o per condizioni fisiche. Si è fatto trovare pronto. Salifu, che non è sicuramente uno dei giocatori più pubblicizzati, si fa trovare pronto, quindi è una macchina che funziona il Catania, e grande merito ovviamente a Maran. Possiamo definitivamente accantonare la definizione di Catania di Montella. Questo è il Catania di Maran, ancora più cinico del Catania di Montella. Abbiamo visto il gol del 2-1 di Berghessio, e qui poi dopo rivediamo anche questa grande realizzazione di Castro a coronamento, credo, di una bella partita. Una partita veramente splendida dell'esterno argentino. In alcuni momenti mi ricorda il Martinez dei tempi migliori. Ma forse anche meglio, anche perché riesce a essere ulteriormente cattivo. Ripeto, questa è una squadra che rispetto allo scorso anno capitalizza molto di più le occasioni. Partite come quella di oggi, partite come quelle con ad esempio con le ultime della Coppa Italia e il Parma, difficilmente la squadra di Montella le avrebbe portate a casa.
Il Catania dimostra di avere adesso una lucidità che, nota personale, utile, implementata anche con qualche rinforzo di mercato, potrebbe il far fare il Presidente salto ha detto che probabilmente ci sarà qualche ulteriore aggiustamento e anche qualche sfoltimento, nel senso che qualcuno lascerà la squadra. Sono necessari. Benissimo, abbiamo chiuso quindi anche con la parentesi dedicata alla finestra di Serie A, con la squadra del Catania e del Palermo. Abbiamo raccolto 4 punti, quindi sostanzialmente è stata una domenica positiva. E per quanto riguarda l'appuntamento di penalty, il tutto è rimandato alla settimana prossima in diretta su Sesta Rete a partire dalle ore 19 per parlare anche di un altro tipo di calcio, quello dilettantistico. Arrivederci a tutti.